Pronti? 1, 2, 3. Il secondo segnale è quello valido. Dall'esterno Ranger Wood SM sopravanza Richelieu terzo e scende alla corda in vantaggio. In terza posizione Neruda Trio. I 200 metri iniziali in 14,8. Quarto in corda è Umonchak SM, partito male Ulisse LL, dopo mezzo giro Richelieu terzo che si presenta a chiedere e ottenere strada da Ranger Wood SM, il nuovo leader. 30 appena abbondante i 400 metri iniziali, Richelieu terzo leader nei confronti di Ranger Wood SM che precede Neruda Trio, quindi Umonchak SM a precedere il resto del gruppo incolonnato in fila indiana con Vaumar nelle posizioni centrali, Osire De Griff alla retroguardia. 46 appena abbondante i 600 metri iniziali da parte del leader Richelieu terzo che rifinisce il primo giro in 1 e 2, continua a comandare fila indiana perlomeno finché non mette la testa ai fuori Umonchak SM, senza però puntare direttamente sulla testa della corsa se non quando il chilometro se ne è andato nell'ordine l'1,19. C'è anche un agganciamento nel tentativo di risalita a parte di Umonchak che incoccia Ranger Wood SM, poi si protende a lato di Richelieu terzo. Davanti alle tribune arriva la prima vera accelerazione della corsa. Davanti alle tribune 14,7 con Richelieu terzo che ha a destra Umonchak SM, a contatto Ranger Wood che lascia un paio di lunghezze, Neruda Trio, gli altri presi di infilata dal cambio di ritmo imposto dalla coppia di testa quando si è a metà dell'addirittura opposta. 14,4 per la piegata dei gonfiabili, in vantaggio Richelieu terzo che ha respinto Umonchak SM, il quale si è dovuto adeguare alle sue spalle. In terza posizione Ranger Wood SM, poi Vaumar, ancora Neruda Trio. Ingresso della dritta arrivo con Richelieu terzo in netta evidenza nei confronti di Umonchak SM che a sua volta netto secondo, più aperta per il momento almeno la lotta per il terzo. A 100 dalla conclusione Richelieu terzo in netta evidenza nei confronti di Umonchak SM. Richelieu terzo che viene a vincere nettamente davanti a Umonchak SM di tutte le camminate nei metri finali e di galoppo. Lascia presumibilmente il secondo posto a Vaumar. Andiamo a rivedere addirittura d'arrivo perlomeno gli ultimi 100 metri. Il successo sicuramente non è in discussione e ride a Richelieu terzo. Filippo Monti per Daniele De Muro, il numero 2 sul tabellone al primo posto, e anche il proprietario, il giovane trainer piemontese. Successo di Richelieu terzo che non è in discussione. Non è possibile da queste immagini avere percezione del replay relativo al trotto di Umonchak SM, che però dovrebbe essere a tabellone. Tenete i biglietti in attesa, e sicuramente lo è, visto questo ultimo frame prima di restituire la linea alla regia. Il secondo posto così va a Vaumar e il terzo a Neruda Trio.